L'11ª giornata del girone I di Serie D chiude un autentico tour de force settimanale che ha coinvolto tanto l'Enna quanto il Paternò sul prato verde del Generale Gaeta. Le due squadre si affrontano in un match che vale tanto in termini di classifica, dopo aver entrambi superato il turno dei 32esimi di Coppa Italia Serie D, eliminando l'Agragas e il Siracusa. Le formazioni partendo dall'Enna che schiera Simeoli, Amenta, Mbaye, Moreso, Otero, Sena, Cardore, Cristiano Timoneri, Nardella e Cicirello. Il Paternò risponde con Mileto, Sinatra, Marino, Panarello, Bertella, Porcaro, Guida, Sanseverino, Viglianisi, Asero e Retucci. La partita è affidata al fischietto del signor Federico Bruschi, sezione di Ferrara. Gli assistenti sono Ivan Melciuk di Bologna e Alessandro Ori, sezione di Reggio Emilia. Partiamo col film del primo tempo. Ci sono subito problemi per Mbaye che si infortuna, al suo posto entra Espasa al 36esimo. L'unico tiro, se così lo vogliamo considerare, del primo tempo affidato all'Enna, affidato a Cristiano, pallone che finisce ampiamente fuori. Queste le pochissime emozioni al Generale Gaeta. Ovviamente a fine primo tempo è 0-0 tra Enna e Paternò. Cambia la musica nella ripresa, intanto due cambi per mister Pagana, dentro Luscia e Calombola. Al minuto 48 l'Enna ci prova con Nardella che lascia la conclusione al compagno Sena. Avanza il calciatore in maglia giallo-verde, esplode il destro velenoso, non si fida Mileto che mette il pallone in calcio d'angolo. Minuto 54 Luscia viene lanciato, chiede un possibile intervento arbitrale per questo possibile calcio di rigore. Si prosegue, nel proseguo dell'azione Cicirello appoggia per il compagno Cardore, ancora una volta Mileto bravo a distendersi. 62esimo, Presti Giacomo al limite, alza la sfera per Asero, per adesso è in vena di fare Eurogol, stavolta però non li riesce. Minuto 69, nuova chance giallo-verde, Mileto respinge il tiro, poi Cicirello si avventa sulla sfera, timidamente protesta l'attaccante ex Città di Sant'Agata che poco dopo esce. Al suo posto entra Guadalupo al 93esimo, tiro dalla distanza del Paternò, Simeoli non è perfetto, la sfera rimane lì, un po' di confusione, alla fine un fischio arbitrale chiude tutto e chiude anche il match che finisce 0-0 tra Enna e Paternò nel girone I di Serie D. Ancora un segno X per la formazione di mister Pagana che comunque muove la classifica guadagnando un punto. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.